Via, il sondazzo ci attende, insomma, noi siamo già qui, lui è già lì, siamo tutti già giallini, già pronti per una nuova puntata del sondazzo. Mitica la puntata di ieri, no? Mitica un po' tutte, ma diciamo la verità, anche le puntate che vanno male, ma malissimo, sapete, quelle in cui non trovo nessuno, in cui non funziona nulla, in cui anche quei pochi che trovo, insomma, capita, no? Ma in realtà sono tutte mitiche perché fanno parte di quel settore della nostra vita, sapete, ai confini della realtà, no? Sì, quella zona che sta un po' di qua, un po' di là, un po' in mezzo, sì. Proprio vogliamo e possiamo cogliere delle informazioni molto interessanti e precise su noi stessi proprio in questa zona, Twilight Zone. Sì, la zona del Sondazzo, sì, d'accordo, veniamo a cose più concrete e quindi parliamo delle situazioni, no? Le situazioni che stanno andando a gonfie vele, cioè Elvira Tirasassi e l'uomo che insomma praticamente è diventato papà, arriva preso dal Cazzantico, arriva evidentemente a Assuntina Patarluoco e così via. Mi sembra che si debba cominciare da Elvira Tirasassi oggi, no? Tocca a lei, vero Elvira? Sì, mi sembra anche a me. Forse per me comincerei sempre con me stessa, poi andrei avanti con me stessa e finirei sempre con me stessa. Ah, ho capito. No, questa settimana non sei sola. Lo so, infatti non mi sento abbastanza protagonista, sai? Guarda, fai come ti pare, ma le cose stanno così. Ora te devi fare la vecchietta che si è smarrita, la vecchietta che poverina non si ricorda nulla, solo un numero telefonico, e quindi noi andiamo a fare questo numero, dobbiamo cercare indubbiamente un nome di donna, sì, di solito, ecco, direi questo. Ecco, ora che ho preso la linea posso anche, sì, fare questo numero, sì, e poi si starà a vedere. Inizierò come il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia, è un reparto molto importante, no, della clinica di uno so che. Vabbè. Insomma, vediamo se questa vecchietta l'abbiamo già, come dire, io l'ho già piazzata un paio di volte, guarda che in 2 giorni l'ho piazzata 2 volte, ho trovato delle persone così gentili, così buone, così care, così carine, anche ieri è stato il massimo, veramente, piazzata virtualmente, perché poi non gliela porto davvero a casa, no, non posso mica portargli la vecchietta, anche perché la vecchietta non esiste realmente, capito? Io sto cercando un altro nome perché qui non c'è nessuno, quindi faccio un altro numero, vediamo se troviamo qualcuno che risponde e vediamo come risponde, no? A questa sollecitazione, a questa provocazione telefonica che non è uno scherzo, per carità di Dio, ci mancherebbe fosse uno scherzo, non si scherza via, qui si lavora, qui si lavora. Sì, però se mi fanno, lasciatemi lavorare, chi lo diceva? Ma non mi ricordo più. No, anche qui, sono tutte sparite queste persone. Oh, come mai? Insomma, faccio un altro numero. Che tu puoi fare? 2 numeri, 2 vuoti, al terzo, forse, no, forse. Via, proviamo, andiamo a vedere, andiamo a sentire. Sì, vai. Sì. Diamo la buona notizia a questa persona che mi risponderà. Spero di dare una buona notizia, insomma, la vecchietta è stata ritrovata. Ah, che bello. E gli sarà portata a casa. Sì, ho capito, ma qui siamo alla terza, sì, è come dire, proprio niente. A volte si comincia così, ma si finisce alla grande, dipende da tanti fattori. In realtà questo è un fattore, direi, negativo, in quanto è un trend, come si dice, un trend negativo, perché ancora non abbiamo trovato nessuno in casa, ma questa è la genuinità del sondazzo. Noi andiamo veramente a caso, noi non sappiamo niente delle persone che interpelleremo, che coinvolgeremo nelle nostre provocazioni telefoniche. Sentiamo qua con questo squillo un po' particolare che c'è.
No, è tornato normale. All'inizio sembrava tutto squacquere. No, anche ora. Ma insomma, senti, lo sai che qui risponde. Ma insomma. Sì, è brutto il suo squillo. Sembra la passera di una troia. No, ma guarda, siamo a 4, siamo a 4. Andiamo avanti, vediamo di trovare un altro nome maschile, femminile, pardon, dai, forza. No, aspetta, ho sbagliato. Abbi pazienza. Ora ho fatto per benino il prefissino. Ecco, dunque, il numero deve corrispondere a un nome, altrimenti senza il nome è molto difficile poter portare avanti questo tipo di provocazione telefonica. Questa simulazione di situazione, questa che cos'è? Che strano. Ha cominciato a squillare prima. Io sinceramente non so. Va. Probabilmente mi risponde che so, American Express. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Pronto? Pronto? Pronto, ma mi sente? Sì, chi parla? Appunto, mi aspettavo che lei me lo chiedesse, perché altrimenti non sapevo, educatamente, se nessuno me lo chiede non lo dico, no? Bisogna che sappia con chi parlo, no? Infatti, adesso glielo dico, sono il primario. Sì? Il primario. Di dove? Del reparto di gerontopedofilia. Ho capito. Ecco, bravo. Ecco, sono il primario, sono il professor Cazzantico. Sì. Ecco, senta. Mi dica tutto. Ne volevo dire, è tutto a posto allora, Cos'è tutto a posto? Cioè, la vecchietta gliela portiamo oggi, la riportiamo in giornata, no? Ma cosa? Non so se nonna, non so che grado di parentela abbia lei, la signora che si è persa e che è stata ritrovata, portata da noi, Ma forse priva di memoria. Forse ha sbagliato numero. Ma guardi, veramente, ora le spiego come sono andate le cose, no? Si tratta di questo, una signora della parente età da 85-90 anni, ecco, sì, molto anziana, sì, è stata ritrovata vagante per le strade. Sì. E l'hanno portata da noi senza documenti e senza memoria, cioè non si ricordava niente, quindi per noi era un grosso problema. Abbiamo fatto ricerche ma infruttuose. Sì. Stamattina improvvisamente si è svegliata questa signora e si è ricordata il suo nome e un numero telefonico. Dice io mi chiamo così e questo è il numero di casa mia. Quindi io questo è il numero, l'ho fatto, ecco, sarebbe il suo numero insomma in effetti. Quindi io pensavo appunto di darle una buona notizia, la vecchietta, la signora è stata ritrovata e gliela riportiamo a casa. Lei è contento, non so. Davvero che... Vabbè, ma perché ride, scusi? No, io ho detto prima che probabilmente ha sbagliato numero. Perché questa signora ha dato questo numero. Ora io l'ascolto perché mi sembra molto divertente. No, purtroppo non è divertente perché se questa signora non ha dato il numero giusto noi non sappiamo dove metterla, non dovremo passarla al tritacarne alla fine. Ho capito, allora... Se capisce, no? Cioè, noi abbiamo bisogno di letti, capisce? No? Non possiamo mica tenere una persona che non presenta nessuna patologia se non quella normale di ogni persona anziana. Ha solo il mal di vecchiaia. Solamente non si ricorda niente, l'amnesia totale, tranne questi sprazzi, dice io mi chiamo Elvira, mi ha detto. Elvira, sì. E questo è il numero di casa mia. E le ha dato il mio. E le ha dato il suo. Ora l'indirizzo gliel'ha detto? No, l'indirizzo non l'ha detto, io non so niente, solo questo numero, non so nemmeno un nome, non so niente. Solo questo numero che si è ricordata come in un lampo così di memoria. Allora il fatto è questo. Ora questa signora io sono costretto, visto che si è ricordata questo numero, a rintracciare il suo indirizzo e a portargliela a casa. Ho capito. E poi naturalmente lei se non è questo il giusto indirizzo vedrà che non è casa sua, insomma non riconoscerà le pareti domestiche, ma se per caso dovesse riconoscerle io sono costretto a lasciargliela. Ma non può mica lasciare le vecchiette così a giro. Guardi, gliel'ho detto, sei sicuro a chi appartengono. Guardi, io la posso tenere. Io poi posso dire che vecchiette smarrite per il mondo non ce l'ho. Ma le si diverte, ma poi voglio dire, io devo credere alla sua parola, insomma, la sua parola contro quella di questa donna.
Anzi, ora, se mi permette, gliela passo. Posso passargliela un attimo? Vabbè, me la Casomai, glielo dica lei che non è vero, perché, insomma, ci rimarrebbe molto male. È meglio che glielo dica lei. Mi passi la vecchietta. D'accordo, un attimo. Signora Elvira, senta, c'è questo signore qui, tanto gentile, che vorrebbe parlare un attimo con lei. È quello del numero che mi ha dato. Ah sì, bene, mi fa tanto piacere. Ora ci parlo. Sì, ci parli lei. Pronto? Senta? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Oh, ciao, come stai? No, c'è male, sì. Ma quanti anni hai? Io mi ricordo di avere 87 anni. Cavoli. 87 anni, io sono Io del... avevo 88. No, dai, non fare il furbino, sono chiuso, sai. Sono chiuso. No, 88. Birbaccione, che ti fa ancora le seghe a questa età, lo so, sai. Sì, qualche volta. Ma che volta ti piglio per l'orecchio, Una sai. volta al mese. Non c'è il mese, lo so, sai, si figlio per l'orecchio e si porta a fare un girettino, sai, e si porta a puttane perché non ne basta con queste seghe, tu devi crescere, Hai ragione. tu ti devi sviluppare un pochino anche, insomma, in senso più, devi diventare più furbo, insomma, capito? Insomma, ora... Insomma, io apprezzo lo scherzo. Il però professore mi ha detto... Chi sei te? Sono Elvira. Allora senti, cara Elvira, io non ho più tempo da dedicarti, mi dispiace per la sua vecchiaia che ha perso la memoria, per le sue condizioni di salute, ma ti saluto. Ma Ciao. perché sei veramente cattivo, Ma guarda un pochino... Professore, ma chi l'ha passato? Non so, signora, lo so che doveva rispondere una donna, ha risposto un uomo, non l'ha potuto riconoscere. Appunto, si sono messi d'accordo così. Lo so, voglio dire, sarà per la prossima volta. Sì, va bene, ma questo tipo, insomma, voglio dire, mi è sembrato anche veramente, insomma, scostante. No, è stato gentile, non è mica scattato in parolacce, per carità di Dio, è stato bravo, ha fatto anche il verso. L'ho sentito, mi ha fatto il verso, però quando ha parlato con la voce di maschio, Madonna buona, mi è sembrato di sentire tutto un umidore a livello pubico. Ah sì? Se la mia pisciata addosso? Ecco, proprio così. Mi facci un po' in da parte, Sì, d'accordo, io passo alla prossima situazione. Madonna, ragazzi, È così, è così, la signora Elvira si piscia addosso, Ma che lo so io. Dunque, vado a fare un altro numero, questa volta la situazione è diversa, entrerà in scena Suor Teresina del Bambin Gesù. Ti ci porto più. Speriamo che il nome corrisponda. Già, appunto, perché i nomi sono importanti. In questo caso non abbiamo voluto utilizzare un nome perché è un nome femminile, ha risposto un uomo, a meno che non fosse una donna con la voce grossa. Intanto, quindi... Pronto? Sì, signora? Sì? Buongiorno, signora. Mi sono Suor Teresina del Bambin Gesù, telefono qua. Sì, ma chi è lei? No, allora non può essere lui, mi hanno dato il numero sbagliato, signora, perché sto cercando un uomo che ha avuto un bambino. Oimena. Io sono una suora, signora. Oimena. Ho detto sbagliato. Oimena. Proprio quello di Camposanto dovevo trovare. Quello di Camposanto, ma che lo so io, proviamo con questo, quest'altro. Allora, non so se faceva il becchino o se era morto. No, l'era morto. Vabbè, ho fatto un altro numero. Per dire, la suora, non ero ancora nei panni. Aspetta, mi metti il velo, Sì, mi sono una suora, una vera suora. Mi sono proprio una suora, mi sono messa il velo, E qui non c'è nessuno, stendiamo un velo pietoso. Insomma, scusa, posso mica fare la suora anche fra in qua in là, insomma, mentre sto facendo i numeri. Adesso torno me stesso, cioè il G, e poi dovrò essere nuovamente la suora, perché non trovo qualcuno che, insomma, ti pareva, questa mi mancava oggi. Ecco, ora se comincia secco, Madonna secco, mincia, ecco, vediamo di trovare un nome, ecco, questo, ecco, prendiamo per bene, no? Ecco, sì,
Sì, sto cercando di mettermi in contatto con un altro signore maschietto o anche chi per lui, ma comunque il quale possa avere, insomma, che sia vivo, ecco, che possa avere avuto un figlio. Mi sono a suora adesso, mi sono Suor Teresina. Suor Teresina, aspetta che risponda. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì? Sì, buongiorno signora, mi sono Suor Teresina del Bambino Gesù, telefono dalla maternità. Sì? Le volevo dire che c'è il signor Giorgio in casa. No, è andato via. È andato via. Sì. Senta, le volevo avvertirla che Sì. qua è nato il suo bambino e che è andato tutto bene, che forse è venuto già lui qua a maternità. Giorgio? È già venuto? Giorgio? Forse è uscito per venire da noi. Allora in Ma questo Giorgio chi, scusi? Giorgio non so, la ragazza che ha avuto il bambino, una ragazza. Sì, ma Giorgio carina, come si chiama di di 18 anni. cognome? Non sappiamo, ci ha detto è stato Giorgio Perché Giorgio è mio marito, c'ha già come 5 suo figli marito? con me. Che sposà? C'ha 5 figli con me. 2 figli? Che uno è già stato soldato, sicché non è da dire. Ma questa ragazza ha 18 anni e l'ha fatto un figlio, il papà è Giorgio, e l'ha mega dato sto numero, io ho preso il numero per avvertire il papà. Io sento, non so niente, perché ma non mio sa marito niente? è una vita che... È una vita? Eh, Che non tromba? No, che vuol dire suo marito forse è già venuto a maternità? non credo. Non so perché Comunque ha 5 figli con me. Allora, senta, tra l'altro c'è una cosa, qua, c'è una signora qui che è la mamma di sta ragazza che è veramente arrabbiata perché ancora non ha visto il padre del bambino. Io che ci posso fare? Aspetta, la Non voglio ci posso passare. fare niente. Io mi sono solo dispiace. ambasciatrice, adesso io Sì. gliela passo sta Sì, signora. me la passi Si pure. chiama Assuntina Patalluoco, è una signora del sud, aspetti un attimo. Cioè, Assuntina, guardi che è la signora. È dice un teatrino questo che qui. è la moglie di sto Giorgio, ma che sto Giorgio si è sposato? Ma che mi è sposato questo Giorgio? Ma ci pensa io, ci parla con questa signora, pronta, Pronto? Lei sarebbe la moglie di questo Giorgio che ha messo incinta mia figlia, Ma Giorgio chi? Mi vuoi Giorgio dire il chi suo non cognome? sa perché mia figlia non è neppure lei sa il cognome, perché questo qui gliel'ha schiaffata dentro senza dire nemmeno dice mi chiamo Io che ci Giorgio. posso fare, signora? Io sono la moglie da tanti anni. Ma che la moglie da tanti anni? Ho 17 anni Ma- e mi ritrovo qui con 5 figli. 5 figli, ma suo marito adesso ce n'ha un altro. Allora a questo punto suo marito si deve divorziare da lei, deve sposare mia figlia, capito? Chi la vuole che la sposi? Ma mia figlia ha 18 anni. Mi dispiace, È un signora, fiorellino. mi dispiace tanto. È bellina, c'è solo un po' di baffetti. Solo i baffetti, cioè, ma quello anzi è un pregio, capito? Sì, Allora, sì, sì. suo marito ora deve venire intanto a vedere il suo bambino, che è nato un bellissimo bambino guardi che che gli mio marito somiglia ce l'ha a anche troppi di bambini. 5? ce n'ha 5, È una sì. che ha lo spermatozoo molto vivace, Si vede. ha inzuppato il Comunque biscottino. si fa un esame, si vede di chi è questo bambino. L'esame è già stato fatto. Il padre lo troverete. Forse sarà un altro Giorgio. No, penso. Giorgio con questo numero può essere che lui. Allora, praticamente, No, mia può figlia essere- era un fiorellino, era verginella e stava in un cinema a vedere un film. Si è avvicinato quest'uomo. Guardi che il giorno non lavora mio marito, Giorgio- perché il giorno non va neanche a giro, perché fa la notte finché il giorno dorme. Appunto, di notte lei non sa dove va anche al cinema, è dentro il cesso del Ma del lei ha ci- detto del il giorno, cinema. signora, lei si contraddice. Allora no, non mi contraddice, io ho detto un giorno per dire una sera. Allora questa volta io sono stata al cinema a vedere un film, che era un film per educande, si intitolava Fiche ribollenti. Allora praticamente questa ragazza così è stata tratta in inganno, è stata portata nella Al cinema? toilette del cinema e lì è stato Guardi che io consumato il disfatto che questo era teatrino non mi ci diverto più adesso, una Adesso bambina, non mi ci diverto più. veramente buona, andava a vedere tutti i film da sì, è una bambina educande. veramente buona. Ha visto È fiche, una bambina, guardi, speciale. fiche Ma ribollenti. talmente speciale. E che mi suo ha fatto fare marito 5 se l'ha figli. approfittato. Adesso io Anche di me si sono le approfittati. passo il primario, adesso. Signor primario, ci parli da che mi incazza troppo. No,
si calmi signora, ma per piacere, ma si calmi su. Pronto? Pronto? Ma che sta succedendo? Io non so. Che so, è un teatrino questo. Da quando, ma sembra mi che. telefonano, mi dicono di un marito che ha fatto un figliolo, che non è vero nulla. Guardi, io le dico come stanno le cose qua, al reparto di gerontopedofilo ostetricia. Qui praticamente. Ma dove siete? Al reparto di gerontopedofilo ostetricia della clinica del Maggiolino. Allora, nel Maggiolino e nei dintorni, ascolti me. Io non ho tempo da perdere, le devo dire una cosa. Perché qui sta succedendo il film. La girate tutte, forse questa non la conosce, una clinica privata. No, non la conosco il Maggiolino. Una clinica privata, cioè da 2 anni solamente. Senta una cosa, si tratta di questo. E qui, da quando è entrata in clinica questa ragazza, Concetta, cioè praticamente è successo il finimondo, perché la madre, c'è anche un padre di questa ragazza che si chiama Gaetano Patalluocco, anche lui che pare faccia parte della Sacra Corona Unita, non so, mi hanno detto, cioè mi hanno buttato all'aria il mondo. Una bella favola. Io non lo so, io le ho fatto telefonare da questa suora, io non sapevo che questo Giorgio fosse sposato, ora è sposato, credo che si complichino oltre il mano le cose. Forse avrà un altro Giorgio, penso, perché non penso che non lo so, lavora di notte, allora, appunto dice, sì, ma pare. Quando torna a casa dorme. Ma suo figlio quanti anni ha? Suo figlio quanti anni ha? Ha 27 anni. 27 anni, lo vedi? A questo punto io non so se è stato il padre o è stato il figlio. Questa ragazza ci ha dato questo numero. Ora qui bisogna capire che cosa è successo veramente, mi capisce? Allora, cioè praticamente qui ci sono delle persone arrabbiate. Ecco, ora sta arrivando ma io che ci posso fare? Sta arrivando il Gaetano Patalluocco, scusi, glielo passo. Signor Gaetano, no, ci parli lei. Pronta! Sono Gaetano Patalluocco! Quella mia bambina è stata presa, insomma, nel fiore degli anni. Lei stava a guardare un film innocente, fiche bollanti, e stava a guardare questo film. Continui a guardarlo, vedrà che gli farà bene anche a lei. È arrivato questo. Non posso fare niente. È la portata della toiletta! Non possiamo fare niente, mi dispiace. Ma ragazzi, ma state buoni? Ma state pronto? Ma guardi che mi sono. Questo sceneggiato è bellissimo. Mi sono Suor Teresina le bambine Gesù. Guardi, adesso mi sono stufato. Che si sta travalicando qua. Insomma, signora, si calmi anche lei, signor Patalluocco, sia buono, sia buona che Jack. Mi state molto bene. Oddio. La me scusa che il primario mi sta stuprando, c'ho da fare, la me scusa. Bravi. Continuate pure, arrivederci. Ci ha fatto? La signora è stata brava a definire il tutto un teatrino, perché pareva proprio un teatrino. Pareva proprio un teatrino. Oh, d'accordo, ma anche lei, professor Cazzantico, vabbè, insomma, voglio dire, c'era più moderno di quanto dice il suo nome. Ho capito, d'accordo, io vorrei andare avanti con altre situazioni, anzi l'altra situazione è quella di Elvira. Ma ci mancherebbe altro, ma guardate un pochino, che teatrini, ragazzi. Vabbè, ora c'è il cognome De Donna. Elvira, vieni qua. Sì, sono qui. Intanto se tu fai il numero, ti liscio un pochino. Che mi lisci? Ti liscio un pochino qui, sull'anca. Sì, sull'anca. Mi liscia sull'anca. Perché? Sento una cosa dura. C'ho le chiavi di casa. Vabbè, sì. Pronto? Pronto signora? Sì. Buongiorno. Senta, sono il professor Cazzantico, privato di gerontopedofilia. Le telefono per darle una buona notizia. La signora che è stata smarrita, che è stata ritrovata, e oggi sappiamo che è vostra parente, ve la riportiamo a casa. Ma che, forse ho sbagliato il numero. No, questa signora che è stata trovata senza memoria e senza documenti, che vagava per le strade, alla fine si è ricordata un numero, proprio questo, e io le ho telefonato. Ma come si chiama quella signora lì? Si chiama Elvira. Lei si ricorda solamente di chiamarsi Elvira, e poi stamani si è ricordata questo numero, e io l'ho chiamata evidentemente perché... Ma io non la conosco quella signora lì. Ah no? No. Io pensavo di aver risolto un caso, no, sa perché... E dove l'ha trovata? No, è stata trovata che girava per le strade,
strade, poi l'hanno portata da noi Elvira, dopo alcuni giorni è stata praticamente tenuta qui e dopo alcuni giorni si è ricordata a questo numero telefonico. Senta, se non è vero come lei mi dice, no? Giusto? Mi faccia un favore allora, io gliela passo, glielo dica a lei perché è una signora molto anziana, non sappiamo, ha 85-90 anni, ecco, ce l'ha tutti, ecco. Aspetti un attimo, c'è una cosa, aspetti un attimo. Sì. Cioè 90 anni, no. Se no, 87, capito? Non mi dare di novantenne perché io sono 15 anni, sono 87 anni, ecco. Ho capito. Pronto? Sì, signora, ora gliela passo un attimo. Glielo dica lei allora, glielo dica lei. Con molto tatto, mi raccomando. Certo, stai tranquilla. Signora Elvira, senta, venga qui. C'è una signora qui, lei mi ha dato quel numero, no, stamattina. C'è questa signora, che è molto gentile, ci parli un attimo, le deve dire qualcosa, Sì, ci parlerò. Forse ho ritrovato casa mia. Pronto? Pronto, signora? Signora? Perché tu mi chiami signora? Ma chi è? Io non la conosco. Graziella! Ma Elvira chi è? Graziella, sei te? Sì. Oh, Graziellina, Ma chi è? bellina Graziellina, sono ritrovata. Meno male, guarda, avevo paura di essermi ricordata il numero sbagliato. Ti ho riconosciuta subito dalla voce. Ma chi è? Io non la conosco. Sono la tua Elvira, l'Elvirina. Oh, Graziella, via, non mi dire, non mi riconosci la nonnina. La nonna, oh, Dio mio. Ma mi fa... Tanto contenta. Professore, è lei, sa? È proprio lei, la mia Graziellina. Come sono contenta. Non la passa quel signore lì? Sì, un attimo, ci si vede presto, ciao, sì. Ciao. Professore, devo parlare con lei, sì. Senta, ma non è meglio avvisare il 113? Mi dica. Non è meglio chiamare la questura? No, ma abbiamo già fatto le ricerche attraverso questi canali. Io non la conosco proprio. Scusi, ora mi faccia capire, questa signora Elvira, parlando con lei, l'ha apostrofata chiamandola Graziella. Sì, vabbè, ma lei si chiama Graziella? Certo, però sul mio numero di telefono, sì? Lei l'ha trovato sull'elenco perché è a nome mio. Chi l'ha trovato sull'elenco? L'avete cercato voi? Io ho fatto questo numero perché me l'ha dato la signora. La signora l'ha riconosciuta, no, non abbiamo nemmeno qui a portata di mano di questa donna un elenco telefonico, per cui non credo, ecco, tra l'altro ci vede poco. Ma io guardi, io Elvira non ne conosco. Ma lei conosce Graziella, qui c'è qualcosa che non va, cioè la sua parola contro la parola di questa donna. Sa, bisogna che noi facciamo Ma scusi, lei dove si trova? Noi qui nella clinica di gerontopedofilia. Senta, le volevo dire, bisogna fare un esperimento, dobbiamo portare questa donna a casa sua a vedere le mura domestiche. Ci mancherebbe, ma io ora chiamo la questura e sento. La questura? L'abbiamo già chiamato noi molto tempo ma mi interessa, la chiamo anch'io, ma lei ne scherza mica, io ne conosco di persone. Ma se noi le portiamo questa donna, lei non riconosce la casa, non riconosce lei, la riportiamo via. Se per caso invece la riconosce, gliela dobbiamo lasciare. Ma io guardi, ci mancherebbe, se io avessi una persona anziana che la lasciasse a giro per il mondo. Vede, lei è una brava persona, appunto, non la può lasciare in giro per il mondo. Noi siccome io non ce la lascio. Abbiamo bisogno di posti, tra l'altro qui in ospedale, o la portiamo a lei o la buttiamo al tritacarne, capisce? Ma lei ne scherza mica, ma se io una persona non la conosco me la devo mettere in casa. Signora, qui accanto c'è un canile, noi ma lei faccia quel che vuole, io non posso accettare una cosa così. Anzi, ora chiamerò la questura. La vuol dare da mangiare ai cani? No, io non la voglio dare a nessuno. A lei ama più le bestie che le persone? No, io non amo, io amo i miei vicini, cari. Ma io questa persona non la conosco. È sicura? Aspetti, gliela ripasso un attimo. Ma lei ha voglia di passarla? Signora, ci parli di nuovo perché guardi qui dice che non la conosco. Ma come non mi conosce? Graziellina, non mi fare questo a me. Signora, io non la conosco, guardi, vado a recitare da un'altra parte. Io non sto recitando, Graziellina. No, guardi, ora ci penso io a chiamare. Non chiamare nessuno, certo che chiamo. Non chiamare nessuno. Certo. Non devi chiamare nessuno. Certo che chiamo, lei mi passi quel signore lì che ci penso io. Ave Maria. Sì. Ave Pater, Gloria. Pronto? Sì? Sì, pronto? Pronto? Buongiorno, pronto? Mi può dare il suo nome? Ma perché, scusi? Io stavo...
Ma lei può dare il nome di quella clinica lì? Ah, sì. Aspetti, no, perché non sono in primario. Questa è un'altra linea. Scusi, mi sono intromesso senza volere. Mi sento, io tempo da perdere. Un attimo. Passa in primario, perché qui non so come mai è arrivato a me. Pronto? Sì? Ecco, sì, sono io. Scusi, c'era un piccolo... Mi può dare il nome della clinica? Allora, clinica Maggiolino, località Maggiolino, sì. È qui in periferia, e praticamente voglio sapere anche il reparto, vero? Sì. Gerontopedofilia. Pedofilia, tutto attaccato. Gerontopedofilia. Ecco, mi raccomando, questo è importante. E dove si trova? Località Maggiolino, esattamente a 6 chilometri dal centro abitato. Le volevo anche dire questo. Il numero, località Maggiolino è in periferia. Senta, non c'è via del Maggiolino, località Maggiolino, clinica Maggiolino. Ecco, senta una cosa, le do il numero telefonico. Sì. Giusto? Allora, prenda nota, 111. Sì. 111. Sì. Ecco, le do anche un prefisso, che questo è un numero speciale che serve per non fare scatti. Sì. Il prefisso è 11. Sì, va bene. Mi raccomando, il prefisso lo metta prima, Sì, stia tranquilla, arrivederci. D'accordo. Professor Cazzantico. Ma guarda un po', almeno fammi dire il mio nome, Cazzantico. Ma guarda, credo che sia stato il prefisso a farle pensare che fosse tutto un teatrino. Ma sapete che io faccio teatro? Faccio teatro in radio. Faccio teatro in radio. Davvero? Questo è teatro. Questo è teatro puro. Shakespeare come dire, vero? Pirandello, sì. No, beh, insomma, oddio, qualcosa di pirandelliano c'è, vero? Volendo. Torniamo al nostro uomo che ha partorito, insomma, non ha proprio partorito, ma insomma, come dire, fa partorire una ragazza, e troviamo altre situazioni. Ma guarda questa donna, ragazzi mia, non la voleva, questa non la voleva. Ieri abbiamo trovato, anche ieri l'altro, 2 persone che la volevano, ecco. Non tutti sono uguali, meglio darla la mano. Ora, oggi è intervenuto il tritacarne. Vediamo mo. Bello, vediamo mo. Ho trovato un nome maschile, come diceva la povera Elvira. No, Gracillina, no, vi prego. Vabbè, niente, un c'è. Beh, questa in fondo, sai cos'è? È la commedia dell'arte, sì. L'improvvisazione pura, certo, si parte da una situazione così, di base, e poi il che viene. Ah, come bello il che viene. Madonna, come è bello il che viene. Che le è venuto a questo signore, che sarà venuto? Un maschio, un bel bambino, che gente c'è di mondo? Allora, peccato, non c'è nessuno. Non lo so, insomma, per carità di Dio, ma io non so mia, guarda, anche qui è. Dai. Risponde la segreteria telefonica di chi non si può sapere, PDV. Al momento non siamo in casa, vi preghiamo di lasciare un messaggio al segnale acustico dopo la musica di attesa, grazie. La musica di attesa, il segnale acustico, senti là. Oh. Le volevo dire che la musica d'attesa faceva veramente schifo, ecco, guardi, la musica non c'era, ma che sistema è quello, Oh, arrivederci. Ma dov'è la musica d'attesa? Io la musica d'attesa non l'ho sentita, ho sentito uno squillo e mi ha perforato il timpano. Via. Vediamone un altro. Ho lasciato il messaggio sulla musica d'attesa, non si può mica, vero? Ma che lo so io, la musica d'attesa. Dico, non c'era. Ecco, sì. Ecco. Sì. Ecco. Tarda. Mi suona suora? Parla con... Pronto? Sì, pronto, signora? Chi è? Sono Suor Teresina del Bambino Gesù. Mi passa il signor Guido, per favore? Non c'è. Lei chi è? Una parente? Sì, sono la figlia. Ah, la figlia? La figlia? Oh, ma guardi, ma c'è la sua mamma?
No, non c'è in questo momento. Lei è maggiorenne? Sì. No, perché è una cosa un po' delicata. Mi sono Suor Teresina dei Bambini Gesù. Senta, è maggiorenne lei? Sì, sì. Allora dico, ma il già ha una figlia? Come? Lui ha già una figlia, voglio dire. Sì, di 25 anni. Di 25 anni? Ah, pensi po'. No, mi pensavo fosse un giovanotto, e invece no, perché mi telefono dalla maternità. Sto benedetto uomo l'ha avuto un bambino che è appena nato, non so come fare a dirglielo, ma gliel'ho detto. Pronto? Ma che dice? La Gavù un fratellino lei. Ma chi è? Lei figlia. Che... Ma chi è? Chi è? Proviamo a richiamare. No, insomma. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, non è la stessa persona con cui ho parlato un attimo fa che mi ha sbattuto il telefono in faccia, non so perché, mi sono a suora. No, non sono la stessa persona di prima. La stessa persona? No. Ah no, appunto, mi sono Suor Teresina dei Bambini Gesù, stavo parlando con la figlia del signor Guido prima. Sì, sì, era mia figlia prima. Ah, lei è la mamma? Sì. È la mamma della sua figlia, ma sa che mi sembra che la Gabbia la voce più giovane a lei che sua figlia? Sì, lo dicono tutti. Lo dicono tutti? Ah, senta una cosa, perché sua figlia mi aveva detto che lei non era in casa. Infatti sono arrivata in questo momento. Sei arrivata proprio in questo momento? Sì, ho chiuso la porta e sono andata al telefono. Senta una cosa, è il signor Guido in casa? No, mio marito non c'è. Il problema è che se il marito, perché mi sono la suora qua della maternità e la cosa è un po' delicata. Cioè praticamente il signor Guido è diventato papà e c'è questa ragazza che l'ha dato il numero e mi go telefonà. Ma senta, è un bel bambino, un gran bel bambino, non so, ma mi non sapevo che il suo Guido fosse sposato, avesse dei figli, e sta ragazza di 18 anni che è meridionale e ha detto questo è il nome è Guido e questo è il numero di telefono del babbo del bambino e io non posso farci niente, mi sono a suora, sa, Suor Teresina, il bambino Gesù ci porto più, non posso fare altro che dirgli che questo benedetto uomo è atteso qui dalla clinica di Geronto pedofilo ostetricia e quindi c'è il fatto che c'è la mamma di questa ragazza che la è molto in casa molto arrabbiata e che mi ha mandato pure in mona alla sua maniera e che qui vorrebbe aspetta adesso gliela passo, aspetta un attimo, la signora Assuntina Bataluoco che è la mamma della ragazza che ha partorito, io non voglio avere niente a che fare con queste persone che sono veramente incazzate, nere. Signora, ci parli lei perché io guardi non posso parlare con queste... Pronte? Pronto? Sì, buongiorno, sono Assuntina Bataluoc, sono mamma di Carmelina, Come mai, Questa guida ha messo incinta mia figlia, è nato un bambino e lui non viene nemmeno a prendersi le sue responsabilità. Come si fa qui? Ma senta, quasi che qui sono tutti discorsi storti. Ma lei come storta? Lei vuol dire che io sono storta? Io sono diritta, capito? Diritta come un fuso, come un fuso. Lei faccia come gli pare, comunque... Io sono una persona barbene, io sono una persona del sud. È del sud che voi siete forse razzisti. Non fa nessuna differenza. Bravi. Ma lei... comunque si ricordi bene che scherzi del genere qua non li dovete fare. Qua, guardi. Sia una radio, perché le radio le fanno, che sia scherzi da privati, qua non ne dovete fare. E per qual motivo? Perché voi non avete spirito? Come? Lei non ha spirito? Per l'amor di Dio, anche troppo. Lei preferisce che la cosa... Preferisce che la cosa sia vera? O che la cosa sia falsa? Sicuramente falsa. E allora si faccia una bella risetta, signora, una risetta. Io rido se lei mi dice da dove chiama. Chiamo da località Maggiolina.
Mangiolini, dalla clinica di gerontopedofilo-ostetricia. Ascolti bene questo. Gerontopedofilo-ostetricia, signora, ma si rende conto? Ma si rende conto? Gerontopedofilo-ostetricia. Non ci trova niente di strano? No. No, io sono Assuntina Patalluocche, la mamma della puerpera, quel che fate il bambino. Il bambino. Signora? Mi dica. Lei è stata molto brava a capire che non era vero niente, eh? Ecco, era tutta una messa in scena, una specie di teatrino per vedere come una persona reagisce. Al momento in cui la persona ride e praticamente dimostra di avere spirito, giusto? Noi ci rendiamo noti. Questa è una televisione Tele 47, non so se lei la conosce o comunque è una televisione locale. Toscana, che fa un giochino di questo tipo. Vediamo un po' di fronte a certe situazioni come reagiscono le persone, no? E se si mettono a ridere e dimostrano una certa simpatia, un certo spirito, evidentemente possono vincere anche un premio. Ecco, tutto qua. Meglio che non sia vero, signora? Infatti. Ma lei per un attimo ci aveva creduto, giusto? Lì per lì magari poi non capivo, che cavolo. Era tutto un teatrino, signora. Senta, lei può vincere un bellissimo premio, va bene? Sì. Se fa una certa cosa, lei si è già qualificata per vincerlo. Senta, lei può fare un bellissimo gargarismo per telefono. Lei prende un bicchiere d'acqua, fa un gargarismo, no? Con un sorso d'acqua che duri almeno 20 secondi e vince un bellissimo premio. Ora, lei non la possiamo vedere, ma la possiamo sentire indubbiamente. Io sono Pippo Sniffo di Tele 47 e io aspetto che lei inizi questo gargarismo. Un attimo. Prego. Come diceva, scusi? Sì, ecco, siamo in attesa che lei prenda un bicchiere d'acqua, prenda un sorso e poi faccia un gargarismo di almeno 20 secondi, signora, e vince un bellissimo premio. Ma via, ma che cosa fa? Come un gargarismo? Sa cos'è un gargarismo? Ecco, lo può fare anche se c'è sua figlia lì, è lo stesso, signora. Tra l'altro le posso anche dire che tutte le voci che ha sentito prima ero sempre io, tra l'altro. Sì, quello l'avevo capito. Ah, che brava. Senta, allora, prenda un bicchiere d'acqua e se riesce a fare un 20 secondi... Cosa vinco? Sentiamo. Prego? Cosa c'è di Questa è una sorpresa veramente bella, è una macchina, signora, però non le dico quale, perché alla fine diciamo qual è la macchina offerta dallo sponsor, quindi signora, io penso che le convenga, no? Sì, in effetti sì, allora, vado a prendere il bicchiere. Benissimo, signora, la signora è veramente brava, perché oltre a essere spiritosa e aver preso la cosa in ridere, adesso va a prendere un po' d'acqua e ci farà un bellissimo gargarismo. Ecco, il notaio è pronto, no? Con il cronometro per cronometrare esattamente il gargarismo della signora. Se riuscirà a farlo di almeno 20 secondi vincerà una bella macchina, una bella macchina. Sì, una macchina meravigliosa. Ecco, vediamo, aspettiamo un attimo e vediamo se la signora torna, anche perché siamo al limite del nostro programma, dobbiamo chiudere tra pochi minuti e vediamo un po'. La signora è andata forse alla sorgente a prendere questo bicchiere d'acqua, perché evidentemente mi sembra un po' troppo il tempo che ci mette nel tornare. Sentiamo delle voci in sottofondo, signori e signore, signore e signori, ma io confido che tra poco la signora sarà nuovamente tra noi. Pronto? Pronto? Siamo in attesa qui di avere nuovamente la signora al telefono con il gargarismo che speriamo possa darle modo di vincere questa benedetta macchina. Pronto? Non so se c'è qualcuno che sta ascoltando in questo momento all'altro capo dell'apparecchio, ma dica alla signora di fare presto, di sveltirsi un attimo, perché siamo in diretta, ecco, appunto. Ecco, signora? Signora? Ma signora? Qui mi hanno lasciato solo, purtroppo... Se questo non succede... Pronto? Sono tornata. Ci ha messo parecchio, è andata alla sorgente, signora, a prendere l'acqua. Sì, direttamente alla montagna. Allora, al mio via, lei prenda in bocca l'acqua, al mio via cominci, Via! Vai!
Vai! Basta così? Veramente, guardi, sarebbero, mi dice il notaio qua, sarebbero 16 secondi. Signora, dovrebbe riprovare una volta per fare 20 secondi. Ma ci provi, guardi. Prenda, che mal di gola mi dà. Ma questo non fa male alla gola. Prenda un bel fiato prima e poi via. Aspetti, Sì. Questa ce la fa, questa vince, signora! Ha vinto! Complimenti, guardi, io le applaudo io personalmente, perché qui in studio non c'è il pubblico, ma applaudo io personalmente perché lei ha vinto una bellissima macchina. Vuol sapere quale? Sì. Una bella macchina per infilare i preservativi! Complimenti, perfetto, signora, brava! Gliela mandiamo a casa direttamente al suo marito! Arrivederci! Buongiorno! Che vittorie! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo... Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete